Eccoci qua, siamo tornati in diretta e ve l'avevo promesso, abbiamo un ingegnere a disposizione, Sandro Ruzzon di Era Ambiente Servizi Industriali SRL. Ho detto bene? Perfetto. Benissimo. Allora, grazie di essere corso, ci ha portato di tutto di più. In pratica è il famoso kit per lo smaltimento. Qui abbiamo veramente di tutto di più, come vi stavo dicendo, e come potete vedere c'è anche in un angolo una tanica. Partiamo da come funziona la richiesta, diciamo, d'aiuto per lo smaltimento, a voi che siete proprio l'istituzione per eccellenza. Noi abbiamo una convenzione con il Comune di Padova, Acegas ha una convenzione nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha una convenzione con il Comune di Padova per lo smaltimento anche dell'Eternit, di piccole quantità di Eternit che Fino a 700? Fino a 750 kg, che corrispondono circa a 50 metri quadri di Eternit, di lastre di Eternit. Non è, insomma, non è poco. Vabbè, se uno ha un capannone, ok, capisco chiaro, che è niente. Per interventi più consistenti bisogna affidarsi a ditte autorizzate, che lo facciamo anche noi, e quindi ci deve essere intervento da parte di tecnici specializzati nella rimozione, anche perché... la prima domanda che ho fatto proprio a Sandro ho detto, ma ha un costo questo servizio? Perché allora capisco che non è il periodo, e in più insomma dici che cavolo era lì, che ne sapevamo, adesso sobbarcarmi di tutta sta spesa ha un costo alto? Diciamo che il costo è abbastanza elevato, però rientra tutto nella tariffa dello smaltimento dei rifiuti urbani, quindi il cittadino fino a 750 kg non paga niente. No, questo l'ho capito, quindi, in generale poi... E quindi automaticamente così si evita che magari qualcuno faccia il furbo perché non ha i soldi di smaltire l'Eternit, deve fare dei lavori a casa, evita di abbandonare il materiale lungo fossi, argini. Eccolo qua, tipo così? Succede spesso, diciamo, dove non c'è questo tipo di convenzione. Dicevo, tipo così, insomma, vedi l'immagine? Sì, esatto, ecco, questa è la viene classica discarica abusiva. Facciamo anche questi interventi qua, purtroppo, perché il Comune ce lo segnala, i vigili lo segnalano, quindi noi interveniamo in maniera anche urgente, dove facciamo trattamento, lo impacchettiamo e ce lo portiamo nel nostro impianto di Corso Stati Uniti. Trattamento che avviene perché vedo che c'è una tuta nel kit, le due mascherine, insomma, per non inalare le fibre. Poi vedo che c'è telo di polietilene per impacchettare tutto una volta. Non capivo cosa fosse questa tanica. Per scherzo gli ho detto: "Ti sei portato la caipirosca?" E si è messo a ridere. Questo è incapsulante, diciamo, per trattare le lastre di cemento amianto, di Eternit, perché, diciamo, la parte che può aerodisperdere queste fibre è la superficie ammalorata dell'Eternit. Quindi cosa si fa? Si tratta la superficie, si spruzza questo prodotto, che non è altro che un prodotto all'acqua di tipo ecologico, il quale si fissa sulla superficie, fissa quelle fibre che potenzialmente potrebbero staccarsi e quindi andare nell'aria ed essere inalate da chi opera o da chi sta nelle vicinanze del materiale. Ma perché forma una guaina elastomerica sopra. Ma è impregnante? Cioè, nel senso... È impregnante sulla superficie, non è penetrante, rimane sopra, dire. Fa come una pittura. Ma se si spezza, comunque io immagino che sono queste le lamelle famose. È chiaro, è quando si spezza, però ovviamente quando viene trattato non si deve spezzare, non si deve rompere la lastra, il manufatto deve rimanere integro, non deve essere rotto per poterlo manipolare, quindi si spruzza prima, si va, specie se è in opera, diciamo, vengono sbullonati i fissaggi e viene manualmente calato. E quindi è abbastanza facile non romperlo? Esatto, l'intervento è abbastanza semplice, non romperlo è abbastanza facile, insomma, quindi si deve evitare la rottura, appunto, per evitare l'aerodispersione delle fibre nell'aria. Hai dei numeri? Io ho cercato, insomma, semplicemente smaltimento, Eternit, diciamo amianto, che qui a Padova funziona bene subito il sito del comune. Funziona abbastanza bene la raccolta, facciamo circa un 30-40 interventi al mese. Diciamo, il cittadino chiama il nostro call center, il nostro call center riceve la chiamata, prende nota del cittadino, il codice fiscale, del problema, del numero di lastre, del tipo di intervento che si deve fare, e noi poi lo contattiamo, ci mettiamo d'accordo affinché venga a ritirare il kit in Corso Stati Uniti presso i nostri uffici dell'impianto che è appunto in Corso Stati Uniti, consegniamo il kit, facciamo la notifica allo SPISA, perché bisogna avvisare l'organo di controllo, lo SPISA, che il cittadino si fa questa autorimozione e che poi noi andiamo a raccogliere il materiale.
Una volta che ha preparato e confezionato il materiale, allora lo spruzza, lo impacchetta, lo confeziona, sempre ovviamente mettendosi la tuta e la mascherina onde evitare Ci sono dentro anche i guanti? Ci sono anche i guanti all'interno del del sacchetto, kit. poi noi quando veniamo etichettiamo il pacco, lo controlliamo che sia stato impacchettato a regola d'arte, ce lo carichiamo e lo portiamo presso il nostro impianto autorizzato. Prima si parlava appunto con sia Ruzzante che con la dottoressa Balestro del fatto che mogli di operai, lavando le tute, lavando il materiale, poi anche loro sono state contagiate, contaminate. Esatto, questo succedeva. Questa tutina qua va poi va tolta, srotolata dall'interno verso l'esterno e va smaltita come materiale contaminato da amianto. Ah, lo vedi che non ho detto una stupidata. Esatto, quindi onde evitare qualsiasi tipo di contaminazione. Ovviamente stiamo parlando di Eternit, quindi non di amianto friabile, quello più pericoloso, diciamo. Spiegami esatto questi tecnicismi perché sai, non sono perché diciamo l'amianto, ci sono manufatti di amianto non friabile e di amianto friabile. Il cosiddetto amianto non friabile è amianto compatto che è mescolato in una matrice tipo l'Eternit, matrice cementizia che tiene fissato l'amianto all'interno del materiale, quindi la capacità di aerodispersione diciamo, è molto limitata rispetto a un materiale friabile che può essere materiale spruzzato negli ambienti ai fini di antincendio, fonici, che veniva una volta spruzzato nei capannoni, nelle colonne, onde evitare che con un incendio si potesse. Sì. Quell'amianto lì, oppure quello che va a ricoprire le tubazioni nelle centrali termiche, che fa la coibentazione delle tubazioni, è amianto friabile, quindi quando lo si va a manipolare, a togliere, ha una capacità di aerodispersione delle fibre molto superiore rispetto all'Eternit. Con questo non vuol dire che l'Eternit va trattato così all'acqua di rose. Leggera. Comunque bisogna avere delle accortezze e quindi trattarlo con la resina incapsulante, impacchettarlo e confezionarlo in maniera sigillarlo. Ho letto anche che c'è l'amianto bianco o insomma chiamato oro e filo d'oro e poi l'amianto nero. C'è l'amianto blu e l'amianto bianco. Diciamo sono tutti varianti diciamo della famiglia dell'amianto che possono essere più o meno pericolose, diciamo. C'è la crocidolite, la mosite, l'antofillite, il crisotilo, diciamo che è quello più utilizzato nell'impasto con l'Eternit. Sono tutte tipologie di amianto, ma che comunque fanno sempre parte della categoria delle fibre asbestose che comunque fanno male e se inalate possono creare negli anni il mesotelioma polmonare. Quando vediamo quindi questo tipo di tetto è sempre amianto? Diciamo fino al 1992... che ne sai? Cioè, come fai a dire? Dal 1992 è stato bandita la produzione, quindi in teoria chi ha costruito i tetti dopo il 92 con il fibrocemento, in teoria quel fibrocemento dopo il 92 non dovrebbe contenere amianto. Però è sempre bene, a meno che uno non abbia documentazione adeguata quando l'ha posto in opera che si sia fatto dare dal produttore, fare un'analisi di verifica se c'è amianto o non c'è amianto. Il cittadino che passa magari per capannoni, con la macchina, a piedi, quando si vede questo tipo di ondulato, il 90% normalmente è Eternit. E si può fare anche denuncia? Diciamo che io ho visto che lì quello fa finta di niente, ma io ve lo dico. Però ve lo dico, in effetti il Comune si muove molto in questo senso, cioè cerca di stimolare molto chi ha dell'Eternit alla rimozione, specie se ci sono situazioni dove l'Eternit è molto ammalorato e messo in cattivo stato. Se in tutta onestà abbiamo detto che c'è logicamente, e lo capisco, una cifra tra virgolette offerta, il resto lo devi pagare, e sappiamo che il momento non è dei più floridi, capisco che qualcuno poi stia zitto, per quello cerca di tirare avanti ovviamente, la domanda però, del tipo io lo vedo, posso denunciare. Esatto, la normativa regionale del marzo 2011 prevede comunque una verifica dello stato di fatto dell'indice di degrado della copertura.
secondo un algoritmo. Ah, quindi se non è in stato di degrado può restare? Può restare, quindi devi fare, l'algoritmo prevede, diciamo, che tu debba fare un controllo biennale entro 2 anni, almeno ogni 2 anni, oppure devi fare la rimozione entro un anno se proprio è messo in maniera disastrosa, oppure entro 3 anni se, diciamo, può ancora... Ammettiamo che Emiliano sia pescato con un super mega capannone, però dichiarato fallimento, tutto quello che vuoi, e io non ho i soldi e non ho la possibilità economica dello smaltimento. Cosa avviene? Diciamo, avviene che il comune diffida il proprietario nel nel mettere in sicurezza, diciamo, la struttura, e quindi di cercare di fare un trattamento o comunque metterla in sicurezza o di fare la rimozione. Se il soggetto non ha le risorse finanziarie per poter affrontare il lavoro, cosa può succedere? Può succedere che il comune lo fa al posto del soggetto, si sobbarca la spesa e poi si rifà nei confronti dell'immobile, diciamo, in qualche maniera recupera l'immobile per sé, insomma, come succede a volte nei siti inquinati di terreni, molto spesso subentra il comune e poi diventa proprietario dell'area e quindi recupera i soldi. Allora, noi abbiamo anche parlato di lavoratori. Faccio vedere innanzitutto un'immagine che prima non eri qua presente. Ecco, vogliamo consigliare ai nostri cittadini di fare così, giustamente? Esatto. No. Dicevo come? Facciamo fai da te? Assolutamente. No, lo rimarchiamo ancora. Infatti il kit lo si dà per modeste quantità di Eternit ad altezze di poco superiore ai 2 metri, comunque che ci si arriva alzando solo le braccia, non si debba camminare sopra la copertura perché l'Eternit ha fatto a volte più morti per caduta che non per l'amianto, perché appunto la gente crede di camminare in maniera sicura sopra la copertura, in realtà la lastra è fragile e per sfondamento uno cade da altezze abbastanza consistenti, e quindi ha fatto molti morti proprio in questo senso l'Eternit. E comunque gli si dà il kit proprio per rimuovere qualche lastra di Eternit in condizioni di sicurezza, dove ci sono condizioni di non sicurezza che richiedono un intervento specializzato e quindi opere provvisionali di un certo tipo per poter accedere alla copertura. Ovviamente è bene farlo fare a ditte specializzate ed attrezzate. È semplicemente una battuta e io non voglio criticare nessuno, dico solo una scemata. Arriva da Ventimiglia, da Imola. Sì, è l'azienda che ce le fornisce, ci sono vari fornitori. Penso di avere una delle, forse l'unica cosa made in Italy che ultimamente mi è capitato tra le mani. Ormai il Tyvek, questo tipo di tute sono diventate di uso comune proprio, si trova un po' dappertutto volendo. È meglio di Armani, perché questo è made in Italy. Classica tuta invece... usa e getta. Ok, allora, però per quanto vi riguarda, io ho mostrato appunto l'immagine di un inesperto o di, insomma, di qualcuno che vuole, di un incosciente. Per quanto vi riguarda, avete anche voi comunque un bel rischio, cioè nel senso venite per noi cittadini a dare una mano e a toglierci dai guai, ma siete esseri umani anche voi, siete dei supereroi. Come funziona questa cosa? Cioè noi diciamo, quando andiamo a togliere noi l'Eternit, facciamo un piano di lavoro e lo presentiamo allo Spisa, dove viene indicato il modo operativo con cui si va a rimuovere il manufatto. Si installano le opere provvisionali previste per accedere in copertura, è sempre meglio accedere da sotto dove non c'è il pericolo di caduta perché di sfondamento, si utilizzano le cinture di sicurezza opportunamente agganciate ai capisaldi opportunamente individuati sulla copertura dal responsabile di cantiere. E poi appunto si fa il trattamento dell'Eternit, si fa il disancoraggio e l'abbassamento a terra. Molto spesso si utilizzano ceste idrauliche, un po' meno trabattelli su lavori diciamo di una certa importanza, si cerca sempre di utilizzare attrezzature di un certo tipo. Si cercano sempre comunque di privilegiare quei dispositivi di protezione collettiva tipo parapetti, specie se si ha a che fare su tetti diciamo in cemento calpestabili,
in maniera da utilizzare il meno possibile cordini e cinture di sicurezza messe magari in maniera precaria, diciamo. Allora, sempre per farmi gli affari dell'ospite, io leggo era ambiente servizi industriali. Di cosa vi occupate oltre questo? Ci sono altre problematiche che colpiscono l'ambiente? Era ambiente e servizi industriali, è una società che si occupa, oltre dello smaltimento dell'amianto, della micro raccolta dell'Eternit sul territorio, si occupa anche di smaltimento di altre tipologie di rifiuti pericolosi, servizi alle industrie di smaltimento di fanghi, di lane minerali, facciamo servizi di ritiro dei RAEE, che sono i rifiuti elettronici, computer, televisori, tutti questi servizi qua, servizi alle pulitito lavanderie, ritiro dell'olio vegetale. Stavo dicendo, so che da quei... Ecco, alcuni di questi elementi in teoria so che sono oro, sono cose preziosissime. So che in Italia c'è un'azienda che fattura miliardi recuperando i metalli preziosi che sono all'interno dei rifiuti elettrici. No, noi ritiriamo i rifiuti, poi li portiamo agli impianti di trattamento che fanno questo tipo di recupero. E perché in Italia non siamo ancora attivi su appunto il recupero degli oli? So che in alcuni paesi sono è difficile la raccolta, diciamo, capillare. È difficile la raccolta, però lo stiamo facendo e un po' alla volta abbiamo, diciamo, aumentato le quantità che siamo in grado di ritirare, specie dove avvengono le sagre, le friggitorie, i ristoranti e molti anche privati, avendo messo dei punti di raccolta nei vari supermercati in questi ultimi anni. Grazie all'ingegner Sandro Ruzzon di Era Ambiente Servizi Industriali SRL, grazie a voi per aver deciso di seguire la nostra trasmissione. Sappiate che il gruppo editoriale TV7 vi offre naturalmente informazione e intrattenimento per tutti i gusti, quindi restate con noi, in poche parole. Io vi aspetto domani sera, come sempre, alle 19:15 con un'altra tematica. Parleremo di Venezia, la città resa famosa, importante nel mondo, ma dal punto di vista dei veneziani, dei cittadini, e non della solita storia di Casanova o del Ponte dei Sospiri. Ieri sera c'è stata una trasmissione e ho raccolto un sacco di, insomma, commenti negativi. Cercheremo, insomma, con umiltà di cambiare un pochino il tipo di informazione. A domani sera, quindi. Grazie a Claudio e Nicola per il servizio, insomma, di regia offertomi gratuitamente. Sigla.